esplosione questa mattina in un'azienda chimica di Porto Marghera, prima il boato, poi le fiamme, la nube scura, 2 operai gravissimi, panico tra la popolazione, maxi intervento dei vigili del fuoco. Una nube nera visibile a decine di chilometri di distanza, la paura per l'allarme chimico con le indicazioni di chiudere le finestre anche nelle province limitrofe. ARPAV rassicura fumi caduti in un'area circoscritta. Nell'area di Marghera e Mestre tutti in casa come durante i giorni più critici dell'emergenza Covid, o chiusi nei centri commerciali, la rabbia dei sindacati, disastro annunciato. Ore cruciali per capire come sarà la riapertura dei negozi lunedì. La Regione chiede regole leggere al governo, le linee guida dell'INAIL non stanno in piedi, dice Zaia. Pronti a una class action contro il governo e l'OMS, i commercianti che nei giorni scorsi a Treviso hanno ricevuto diffide e avvisi di sfratto dai loro locali. Centri estivi in attesa di regole chiare per partire, quello che è certo è l'aumento vertiginoso dei costi e l'impossibilità di far fronte a tutti i fabbisogni delle famiglie. Lunedì il ritorno delle mense con le misure di sicurezza, stamane il Patriarca di Venezia ha ringraziato Antenna 3 e Rete Veneta per le dirette che hanno consentito e consentono a tantissimi fedeli di seguire le cerimonie. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura l'inferno che si è scatenato questa mattina a Porto Marghera, più esplosioni, poi una nube nera, panico tra la popolazione, il bilancio è di 2 operai feriti gravissimi, ma facciamo il punto, la cronaca in questo servizio. Un boato, le fiamme, poi la nube sempre più minacciosa e scura. Sono da poco passate le 10 del mattino a Porto Marghera quando nell'impianto di produzione dell'acetone della Trevi Sigma si scatena l'inferno. A esplodere un serbatoio da oltre 1000 metri cubi di acque reflue, ci sono dei feriti gravi, poi degli intossicati, è il caos e i lavoratori cercano una via di fuga. Sul posto i sanitari con l'elisoccorso, 2 lavoratori in particolare sono gravissimi, uno viene portato a Padova, l'altro a Verona. Si tratta di 2 giovani uomini appartenenti a delle ditte esterne, un rumeno di 30 anni e un indiano di 33. Qualcuno si reca al pronto soccorso in maniera autonoma per un principio di intossicazione. I vigili del fuoco intanto concentrano tutte le loro forze sul sito e arrivano anche i rinforzi da Vicenza, Padova e Treviso. Il dispiegamento è totale, 30 automezzi, 90 operatori, 8 le squadre a terra affiancate dal nucleo NBCR, acronimo che sta per nucleare, biologico, chimico, radiologico. Del resto a scattare è anche l'allerta per la possibile dispersione nell'ambiente di sostanze chimiche. L'azienda occupa un'area di 12.000 metri quadri a poca distanza dal punto in cui si incrociano via Fratelli Bandiera, la strada regionale 11 e via Malcontenta. Anche per questo tra la popolazione e gli automobilisti si scatena il panico. A Marghera scatta l'allarme rosso con il comune che invita i cittadini a chiudere le finestre e barricarsi in casa, non consumare prodotti dell'orto. La viabilità viene chiusa per un raggio di 1,5 chilometri, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Ma l'allarme si sposta con l'aria e arriva anche nei vicini territori di Padova e Treviso. Dalle amministrazioni locali parte con urgenza lo stesso invito, quello di restare in casa. La nube è visibile per decine di chilometri e la cronaca irrompe a poca distanza all'unità di crisi di Marghera, dove si affronta un'altra emergenza, quella infinita del Covid-19. Peraltro siamo anche in apprensione perché le notizie che ci arrivano sono ancora notizie di certo non rassicuranti. E proprio alla Regione tocca il monitoraggio dell'aria. ARPAV è intervenuta come da procedura immediatamente quando è arrivata la chiamata ai vigili del fuoco. Stanno raccogliendo e hanno raccolto diversi campioni, sono stati già portati in laboratorio e verrà fatta un'analisi a 360 gradi. Le fiamme vengono spente a 00:15, ma resta il timore che si sviluppino nuovi focolai. Aiuta nelle operazioni di contenimento anche la pioggia. Solo dopo le 14 l'emergenza può dirsi conclusa, con ARPAV che nel pomeriggio specifica come i fumi siano caduti in un'area non superiore a 1 chilometro quadrato rispetto al luogo in cui c'è lo stabilimento dell'azienda, ma si attendono i risultati definitivi. Sulle cause dell'esplosione i carabinieri stanno già indagando a tutto campo. Carenza di sicurezza e manutenzione erano già state segnalate di recente da lavoratori e sindacati.
E nella giornata di oggi è circolato su WhatsApp un messaggio audio di un sedicente dipendente della Ca' Foscari con affermazioni relative all'incendio di Porto Marghera. Erano attribuite a Giovanni Finotto, direttore del Master Steps dell'Ateneo. Una nota dell'università ha chiarito che si trattava di un messaggio fake con informazioni del tutto prive di fondamento mai rilasciate dal docente. Diffidiamo, scrive Ca' Foscari, dal dare credito a notizie simili che circolano nel web provenienti da fonti non accertabili. E nel frattempo siamo tutti in attesa dei risultati definitivi dell'ARPAV. I lavoratori intanto con le rappresentanze dell'RSU sono preoccupati e dicono è un disastro annunciato, così anche i lavoratori. Confermo la Trevus Sigma, la nostra azienda qui. Conferma che producete prodotti cosmetici? Sì, prodotti per la cosmetica, c'è stato uno scoppio e adesso è da verificare cosa è scoppiato e come hanno circoscritto. Si parla di uno che è stato avvolto dalle fiamme, da capire se è un ferito e come sono le sue condizioni. È la testimonianza in presa diretta subito dopo lo scoppio e lo spettrale rogo che ha comportato l'immediata messa in sicurezza anche di tutta l'area attorno al complesso industriale. La zona tutta intorno a noi, siamo lungo la Romea, è stata proprio chiusa al traffico. Noi siamo arrivati qui immediatamente appena accaduto il fatto e nessuno può più transitare, tranne noi della stampa, a cui è stato permesso di restare per documentare e raccontare il fatto. La dinamica, ora al vaglio dei vigili del fuoco, subito sul posto con l'elicottero. 90 i pompieri giunti da ogni parte della regione, un totale di 30 automezzi con squadre accorse da Mestre, Mira, San Donà e pure da Treviso, con Poseidon, il mezzo aeroportuale antincendio che lancia acqua e schiuma a grandi distanze. Abbiamo subito constatato che la situazione era abbastanza grave perché l'intera linea, anzi le due linee produttive che sono su un'area di circa 12.000 metri quadri erano completamente avvolte nell'incendio. Quindi l'obiettivo principale è stato quello di fare in modo che l'incendio non si propagasse alla zona di deposito dove ci sono le sostanze tossiche e quindi abbiamo anche provveduto con muletti dell'azienda a far allontanare queste sostanze. Operazioni di messa in sicurezza dello stabile dei vigili del fuoco che a detta degli stessi si protrarranno ancora per almeno un paio di giorni. Ora non resta da capire dai rilievi dei tecnici la natura dei solventi andati e bruciati nel rogo. Per i lavoratori un disastro annunciato. Una cosa che comunque anche noi lavoratori abbiamo sempre denunciato, questa cosa qua. E Marghera questa mattina era tornata deserta come nei giorni della grande emergenza del coronavirus, questo fino al cessato allarme. Mentre a Malcontenta si alzava la nube di fumo e l'aria era irrespirabile, gli abitanti a Marghera e dintorni si erano chiusi in casa, come da indicazioni in caso di sirena che lancia l'allarme chimico. Le strade, da poco ripopolate, sono tornate isolate come settimane fa e anche chi in quel momento si trovava al lavoro ha temuto. Attimi di paura questa mattina qui anche alla nave De Vero, dove appena scattato l'allarme i dipendenti sono rimasti chiusi all'interno con anche alcuni clienti che si erano recati nei negozi aperti all'interno del centro commerciale. Dopo circa un'ora però fortunatamente è stato detto ai dipendenti che avevano il via libera e potevano uscire. L'allarme era rientrato. In poco tempo anche auto e mezzi pesanti sono poi tornati a circolare. Ci troviamo nella zona industriale di Marghera, poco distante dal luogo dell'incendio, nello specifico in via dell'Elettricità. Anche qui, dopo un paio di ore di totale isolamento, la situazione è tornata lentamente alla normalità e così la circolazione stradale.
È stato un lavoro molto importante, intenso, fatto sinergicamente da tutti gli organi di appartenenza, a partire dai Vigili del Fuoco, quindi poi la Prefettura, la Protezione Civile, l'intera amministrazione comunale. Una macchina importante che ha saputo mettersi in moto e rispondere all'emergenza. Purtroppo l'ennesima, perché dopo l'acqua grande e anche il coronavirus ci hanno portato a conclusione anche di questa vicenda, che fortunatamente ha dato il cessato allarme che appunto, come vedete, ha consentito la riapertura della viabilità, quindi del traffico. Le attività in corso da parte dei Vigili del Fuoco ci sono ancora, naturalmente. E proseguiranno per molte ore, ma questa è anche l'occasione per lanciare un messaggio al governo, l'ennesimo. Avevamo delle fiamme che raggiungevano circa i 15 metri in altezza, quindi parliamo di un qualche cosa di significativo anche per quello che in questi giorni si continua a dire al governo, ed è opportuno far capire l'importanza di Porto Marghera e della zona di Marghera, in quanto, come abbiamo visto, quando si creano queste situazioni c'è una macchina in grado di funzionare, ma questi servizi riescono a funzionare quando si riesce a lavorare anche assieme allo Stato, quindi la collaborazione diventa importante. In questi momenti difficili non ci aiutano, ecco, per così dire. E la nube questa mattina era visibile anche in molte zone del Padovano e del Trevigiano. L'assessore alla protezione civile di Padova, Michalizzi, ha rassicurato fin dal primo minuto. Il devastante incendio dell'impianto di produzione dell'acetone della 3V Sigma a Porto Marghera, che ha generato una nube di fumo scuro e nero visibile da chilometri di distanza, ha creato molta apprensione anche nelle province vicine. Fin dai primi momenti, Palazzo Moroni ha monitorato la situazione che per la provincia Euganea, fortunatamente, non è mai stata preoccupante. Insieme al sindaco abbiamo seguito dal primo minuto l'evolversi della situazione e la complicità dei venti che soffiavano da ovest verso est, quindi in direzione opposta alla nostra città, la nube non ha mai avuto, non si è mai propagata verso la nostra zona, quindi non abbiamo mai dovuto mettere in allerta, in allarme i nostri cittadini e chiedere di chiudere le finestre o cose di questo tipo, ma semplicemente di seguire attraverso i canali ufficiali l'evolversi della situazione, che per fortuna adesso è tornata sotto controllo. Ora gli uffici competenti della Regione è importante che verifichino la qualità ambientale, la situazione ambientale delle zone colpite, penso all'aria e penso ai terreni e alle persone eventualmente coinvolte. Torna di grande attualità il tema della sicurezza degli ambienti di lavoro e della sicurezza dei siti industriali. È un fatto importante su cui tutti quanti noi e tutte quante le istituzioni devono lavorare in continuazione, perché episodi come questo possono interessare la salute dei cittadini, la sicurezza dei cittadini, ma anche la sicurezza di vaste zone della nostra regione. Quindi è importante non abbassare mai la guardia e vanno verificate le cause che hanno generato questa situazione e provocato questo incidente. Da un'emergenza chiusa a un'altra che sembra infinita, quella del Covid-19. Siamo in attesa del secondo report di giornata, ma vediamo il primo, quello diffuso questa mattina, che parlava di 31 nuovi casi nella notte su tutto il territorio regionale, con la provincia di Verona in testa con 17 casi. I soggetti in isolamento domiciliare sono 4.259. Un decesso registrato appunto dal primo report della regione all'ospedale di Treviso. Continuano a diminuire, come vedete anche dalla tabella, i posti letto occupati nelle terapie intensive e quelli in area non critica, quindi il trend continua a essere di diminuzione. Ma il nodo affrontato anche oggi dal governatore Zaia è quello delle riaperture. Le linee guida dell'INAIL non stanno in piedi, attacca Zaia, mentre c'è grande attesa crescente per il decreto del governo. Il provvedimento, come annunciato,
ma non abbiamo visto il testo, dice che possiamo applicare linee guida regionali, però fatto salvo ovviamente il rispetto delle linee guida nazionali. E ovviamente qui si apre il dibattito, cosa vuol dire fatto salvo il rispetto delle linee guida nazionali? L'INAIL non ha fatto delle linee guida dicendo se vai in spiaggia deve stare distante dal tuo vicino di ombrellone, metti i metri. E così accade per i ristoranti, perché questa è la prima questione cocente. La questione è cocente e non solo perché si parla di spiagge e ombrelloni. Di fatto tutti, regione e imprese, stanno guardando a Roma per capire come sarà il decreto con le linee guida, quanto saranno dettagliate, i parametri dell'INAIL saranno derogabili, quale sarà il margine effettivo delle regioni. Di certo si dovranno evitare quei paradossi che già si stagliano all'orizzonte. 5 metri in spiaggia è la distanza minima, no? Secondo quello che dice qualcuno, e poi in fabbrica tu puoi andare a stare 1 metro senza mascherina, 1 metro, 1 millimetro per stare. Capite che non sta in piedi il ragionamento. Tutte questioni aperte e lunedì è dietro l'angolo. Al Presidente del Consiglio l'ho detto anche in una delle ultime videoconferenze, ho detto bene, la fase 2 si riapre, ok, metteteci le condizioni in tempi ragionevoli di poter parlare ai nostri cittadini, ai nostri operatori. Siamo arrivati a venerdì. Insomma, il tempo scorre, ma la Regione al momento ha deciso di non diffondere le proprie linee guida. Inutile fare un passo avanti per poi farne 10 indietro se il decreto disporrà diversamente. Le nostre linee guida che sono qua, guardate, e fra l'altro vi dico, sono tutte cartografate con punto per punto, vi dico, tanto per darvi un'idea. Linee guida per ristorazione, attività turistiche, balneazione, strutture ricettive, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti eccetera, commercio al dettaglio, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, avanti così. Cioè qua abbiamo tutto. Tutto dipenderà da come poi verrà scritto il decreto che interpreta questa visione. Ma la ripartenza va pensata a 360 gradi, dai negozi agli aeroporti. Abbiamo un aeroporto che è in totale sofferenza, il sistema aeroportuale di Venezia, che comunque Venezia, Treviso, Verona, per quanto riguarda il Veneto, è in assoluta sofferenza. L'interconnessione del Veneto è fondamentale dal punto di vista economico sia per il turismo che per le attività produttive. Un Veneto che non riesce a interconnettersi è un Veneto che non fattura, diciamolo fino in fondo. Noi siamo una comunità che ha internazionalizzato moltissimo, per cui è fondamentale che si metta mano ai corridoi e alla possibilità di riprendere i voli. E nella ripartenza del Veneto Zaia colloca anche il voto a luglio. Se parte tutto, dice, deve ripartire anche la democrazia. Non far votare a luglio vorrebbe dire sospendere la democrazia, cioè non ci vedo altre soluzioni, cioè tutto il mondo vivrà a luglio tranne noi che non potremo andare a votare. Ad attaccare Zaia ci pensa però il candidato del Veneto che vogliamo, Arturo Lorenzoni. La Regione del Veneto è in ritardo sull'adozione di misure a sostegno dell'economia. 10 punti che spaziano dal sostegno ai comuni e alle imprese, alla lotta alla povertà, al sostegno alle famiglie, al trasporto pubblico locale. È in ritardo la Regione Veneto con provvedimenti già adottati, ad esempio da Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, che possono sostenere il delicatissimo periodo della ripresa dopo le chiusure e l'isolamento per il Covid-19. A sostenerlo il Veneto che vogliamo, un movimento civico che si prepara a confrontarsi con Luca Zaia alle prossime elezioni regionali, con Arturo Lorenzoni, vice sindaco di Padova, candidato presidente. Il fattore tempo in un periodo di sconvolgimento come questo è veramente determinante. Sì, biasimare il governo perché sta ritardando di qualche giorno una manovra, diciamo così, credo che sia la più grande della storia, fatta in tempi straordinari. E poi non essere invece presenti con delle misure tempestive credo che sia segno di una latitanza politica che dobbiamo evidenziare. Una conferenza a distanza con la partecipazione di 2 consiglieri regionali, Cristina Guarda e Piero Ruzzante, molto critici con la variazione di bilancio che Palazzo Ferrofini voterà martedì prossimo. Una manovra a saldo zero, hanno spiegato gli esponenti dell'opposizione. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo in studio per andare a Treviso, dove sono pronti a una class action contro il governo e l'OMS i commercianti che nei giorni scorsi hanno ricevuto gli avvisi di sfratto. Da settembre si constaterà
il tipo di ripresa, il tipo di perdite, quante perdite ci saranno state e quali saranno le perdite future, perché la gente ovviamente sarà fortemente in crisi sia economica che psicologica e non so quanto affronterà i locali e quanti soldi avrà nelle tasche. Tutti questi danni formeranno oggetto di un'azione collettiva nei confronti del governo e dell'OMS. Siamo prontissimi ad una class action. Una class action che ovviamente verrà fatta contro il governo, contro l'OMS, che ci ha impedito di lavorare in questi mesi e che ci metterà dei paletti dove ci renderà insostenibile lavorare nei prossimi. Sono pronti alla guerra i commercianti trevigiani che nei giorni scorsi si sono visti recapitare diffide di pagamento se non veri e propri avvisi di sfratto, come se non bastasse il crollo verticale dei fatturati dell'era Covid. Per il momento però la via è quella della mediazione, anche alla luce delle novità introdotte dal decreto rilancio, che ha riconosciuto il bonus del 60% per i canoni pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio. La formula è quella del credito d'imposta, che però potrà essere ceduto anche al proprietario dell'immobile in cambio di uno sconto sul canone. Questo è il punto che ha rasserenato il clima. C'è un sollievo da parte dei proprietari e contemporaneamente anche dei conduttori, perché il 60% si dà per pagato con una semplice cessione del credito d'imposta. Per il 40% chiederemo assolutamente in maniera compatta che per i 3 mesi di chiusura se ne faccia carico esclusivamente il governo. Poi dalle riaperture fino a settembre si constaterà se ci sarà una ripresa oppure no. Ai proprietari proponiamo appunto di venire a casa di questo 60%, del 60% del credito d'imposta e poi appunto aspettare anche noi la ripresa e la speranza della ripresa per poi proseguire e tornare poi anche a pagare tutto quanto tranquillamente. Dopo 2 giorni difficili, oggi mi sento e ci sentiamo più sollevati, non abbiamo la sfera di cristallo per sapere come andranno le cose, aspettiamo e vediamo. Certo, la misura è temporanea e ancora da decifrare. Il futuro nei giorni che precedono la riapertura è quanto mai incerto. Adesso ci stiamo più muovendo con l'avvocato Calvetti per vedere di trovare un'ulteriore mediazione, appunto come era stato detto, per riuscire a scontare anche il 40% che ci rimarrebbe a noi in capo e per vedere anche una soluzione per il futuro, perché appunto il decreto si fermerà a giugno, ma il nostro problema verrà da luglio in poi, quando dovremo ricominciare a sostenere tutte quante le spese con una percentuale di lavoro ridotta fino al 30%. E sono in attesa di regole chiare per la riapertura anche i centri estivi. Non è proprio automatico che da un giorno all'altro si possa partire. Noi pronti siamo pronti, appena ci dicono quali sono le regole giuste e ufficiali le studiamo e nel giro di qualche giorno partiamo. Però ci serve sapere quali sono le regole ufficiali. Per essere pronti sono pronti, ma il percorso tra un protocollo e l'altro non è affatto in discesa. I punti da chiarire per i centri estivi sono tanti, dai profili di responsabilità in caso di contagio alla fattibilità del distanziamento, soprattutto tra i più piccoli. Dire che i bambini devono stare tutto il tempo a 2 metri di distanza l'uno dall'altro e anche gli operatori a 2 metri di distanza da loro mi sembra un po' eccessivo, è impossibile. Insomma, si invoca il buonsenso nella speranza che le nuove regole vengano diffuse quanto prima. Io spero che non ci siano troppi che vogliano dire le regole ufficiali, spero che sia delegato alla Regione la scelta di queste regole e che siano delle regole che abbiano anche un po' di buonsenso all'interno. Sicurezza che però non va a braccetto con la sostenibilità economica del servizio né con i fabbisogni delle stesse famiglie. Solo la cooperativa Comunica nella Marca gestisce 30 centri, solitamente i bambini coinvolti sono 4.000. Con le nuove regole andremo a ridurli a 1 migliaio se non ci sono delle modifiche. Con le regole che abbiamo visto nei protocolli fino adesso andremo a ridurli a 1 migliaio, forse anche meno di 1 migliaio. Da qui l'insoddisfazione per la misura contenuta nel decreto rilancio che stanzia 150 milioni per i comuni finalizzati all'abbattimento delle rette. Ma 150 milioni diviso gli 8.000 comuni italiani fa meno di 20.000 euro a comune, è veramente una miseria rispetto a quelli che sono i costi. Inevitabile quindi guardare i bilanci, anche i centri estivi sono imprese. Un po' di paura l'abbiamo anche noi, anzi parecchia.
Ed è stata diffusa proprio in questo momento la seconda tabella di giornata per quanto concerne il contagio da coronavirus. Sono 13 i nuovi casi registrati su tutto il territorio regionale, ma è particolarmente elevato il dato dei decessi. Nella giornata di oggi sono 8. Nelle prossime edizioni cercheremo di entrare nel dettaglio. Lunedì intanto il ritorno della celebrazione delle messe con le misure di sicurezza indicate dal governo. Stamane a Sveglia Veneti su Rete Veneta il patriarca di Venezia Moraglia ha parlato di questo e ha ringraziato Rete Veneta e Antenna 3. Noi iniziamo contenti di poter iniziare. Stiamo lavorando con i sacerdoti, soprattutto con i parroci, a tutti i livelli perché queste celebrazioni siano serene, si collabori tutti. Chi non potrà accedere per questioni di numero, non si senta escluso, ma dà una bella testimonianza. Volendo partecipare, io spero che certe nostre chiese si attrezzino anche, sempre nel rispetto dei dispositivi di sicurezza, a dare spazi esterni alla chiesa che possano completare quella presenza legata in qualche modo all'edificio, che ha dei protocolli di distanziamento sociale che non sono da poco, perché molte chiese non sono grandissime, altre sono medie, altre sono addirittura piccole. Quindi continueremo anche a farci accompagnare da quelli che sono i mezzi di comunicazione. Io intanto ringrazio per quello che lei ha detto Antenna 3 e Rete Veneta. Sono contento di questa collaborazione che abbiamo avuto in questi mesi. Ringrazio la direzione, la proprietà di queste emittenti. Direi anche una cosa, che sono rimasto colpito dalla qualità del servizio religioso. Una ottima regia. E direi anche uno stile che aveva a cuore mettere al centro di tutto la celebrazione e aiutare. Io la ringrazio che lei dice che le mie parole sono arrivate al cuore della gente, però devo anche dire grazie ai tecnici che ci hanno messo in condizioni di poter operare al meglio, dimostrando anche una sensibilità e una comprensione dell'evento che stavano riprendendo e trasmettendo. Quindi se fosse possibile, a me farebbe piacere, almeno nelle grandi feste veneziane, poter dire che credere oggi è bello, che le comunità sono anche numerose quando si possono incontrare, perché come lei diceva, sì, la chiesa vuota è un po' scioccante. Speriamo che inizi un altro periodo progressivamente sempre più aperto e che anche attraverso il vostro prezioso servizio si possa continuare a comunicare con le persone lontane o che comunque sia per vari motivi non potrebbero, non potranno accedere in chiesa. Per questa edizione regionale è davvero tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Alta pressione in rinforzo, ma sempre piuttosto altalenante. Sabato 16 maggio sarà un'altra giornata con tempo variabile. Vediamo insieme in quali settori. Sul Veneto al mattino avremo ampi spazi soleggiati con qualche piovasco solamente sul Bellunese e sul Veronese. Dal pomeriggio il cielo sarà via via più coperto e in serata non si escludono anche dei rovesci o temporali anche sulle restanti province della nostra regione. Temperature stazionarie minime fino a 16 gradi, valori massimi tra i 20 e i 24 gradi. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, nuvolamenti alternati a schiarite soleggiate, anche qui col passare delle ore avremo precipitazioni via via più frequenti.
Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, scenario diverso, qui con una spiccata instabilità e piogge diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime sui 24-25 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.